Rispetto dei diritti, etica del lavoro, sicurezza alimentare, benessere animale, tutela dell'ambiente sono valori che l'agricoltura da sempre fa propri e che possiamo riassumere in una parola: etica. Parola che ci agricoltori italiani dell'Emilia-Romagna ha messo al centro dei lavori dell'8ª assemblea elettiva, con una tavola rotonda che ha visto confrontarsi il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, il presidente della regione Stefano Bonaccini, la presidente dell'Istituto Alcide Cervi Albertina Soliani e Dino Scanavino, presidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani. Tutela dell'ambiente, tutela dei lavoratori, i temi cardine della giornata di oggi, che però non dovrebbero essere solamente temi cardine della giornata di oggi, ma dovrebbero essere al centro dell'agenda politica nazionale ed europea. Dino Scanavino, presidente CIA Nazionale. Per la nostra organizzazione questi sono temi cardine da molto tempo. Noi siamo molto legati alle questioni etiche e alla gestione corretta delle nostre imprese, soprattutto il rapporto con i lavoratori. Abbiamo invitato anche le nostre aziende ad iscriversi all'albo del lavoro di qualità. Devo dire che noi abbiamo moltissime imprese che hanno aderito a questo albo, quindi c'è una particolare sensibilità, così come per le questioni ambientali. Guardi, la nostra è un'organizzazione che ha al suo interno un'associazione biologica antisignana, noi siamo precursori dei sistemi biologici e abbiamo anche attenzione per un modo non troppo intensivo di produrre, dopodiché bisogna garantire cibo, gli allevamenti e le coltivazioni devono avere la loro economicità per poter resistere, per poter fare impresa. L'agricoltura non può andare avanti senza impresa, senza reddito per gli agricoltori, quindi bisogna trovare il giusto agreement. Certo, ci aiuta la ricerca, ci aiuta la sperimentazione, la genetica, la meccanica e tutto quello che le nuove innovazioni possono mettere in campo per dare agli agricoltori gli strumenti per fare meglio, producendo reddito senza inquinare e facendo un buon prodotto. La guerra in Ucraina, gli scenari internazionali quanto stanno incidendo, quanto hanno cambiato le carte? Beh, è una situazione inedita perché siamo usciti dalla pandemia, abbiamo messo il turbo all'economia, dopodiché è arrivata la carenza di materie prime, prezzi dell'energia che hanno cominciato a lievitare, poi è arrivata la guerra che ha cambiato definitivamente tutto. Oggi noi fronteggiamo una situazione senza sapere qual è la prospettiva del futuro, perché seminare oggi mais per raccoglierlo a settembre vuol dire investire tanti soldi, molti di più di quelli che abbiamo investito gli altri anni e non avere certezza sul valore del nostro prodotto quando sarà da raccogliere. Noi abbiamo chiesto al governo di garantire i prezzi di vendita del nostro prodotto arrivando a settembre per poterci convincere a seminare di più, perché l'Unione Europea ce lo consente, però le scelte aziendali, se facciamo un'analisi economica, non so se ci conviene seminare. Rispetto del lavoro, della salute, della legalità, dell'ambiente, i comportamenti etici in agricoltura premiano e soprattutto sono premiati? Bisogna che vengano premiati, altrimenti rimangono parole da slogan per prendere gli applausi nei convegni, ma poi non vanno nel concreto a garantire e a premiare chi rispetta le regole, l'etica, a detrimento poi e soprattutto in favore di chi invece queste regole non le rispetta. È un fatto molto positivo, ad esempio, che dentro a quel registro nazionale a cui possono iscriversi le imprese agricole che vengono premiate una volta che hanno certi requisiti e standard anche nei bandi che la Regione Emilia-Romagna fa, dando punteggi più alti appunto a chi rispetta il tema dei contributi lavorativi, a chi rispetta le regole, a chi ha una certa garanzia di misure che garantiscano lavoro e soprattutto fare imprese in maniera appropriata nel rispetto della legalità. Noi abbiamo quasi la metà delle imprese associate al registro a livello nazionale che vengono da questa terra, dove però è meno del 5% il numero di imprese totali, quindi dà il senso anche di un lavoro che CIA
le altre associazioni agricole e soprattutto l'Emilia Romagna con i suoi valori mette in campo. Così come sulla transizione ecologica è giusto premiare quelle imprese che rinunciano a gas climalteranti ma hanno bisogno di sostegni per, come dire, il passaggio e la transizione, così come è giusto premiare coloro che hanno dal punto di vista anche qui del rispetto dell'ambiente la cura e la misura per accelerare quella transizione che è indispensabile anche perché la chiede giustamente l'agenda ONU e l'Unione Europea. Etica, che cos'è l'etica e soprattutto fare impresa eticamente? È possibile in agricoltura e non solo? Io penso che se uno fa impresa senza l'etica, cioè non eticamente, è una rovina. È una rovina per lui, è una rovina, e quando si fa, quando si vive per il guadagno, quando non si fa impresa ma si cerca l'incasso, quando si va qualcosa che serva nell'immediato, appunto che non è durabile. L'etica è l'unico modo perché qualcosa duri. E un'impresa, tanto più un'impresa come quella legata ai campi, non può non essere legata all'etica, vicina all'etica, non può non cercarla e rappresentarla. Per cui credo che in questo momento così difficile a maggior ragione abbiamo la necessità di coniugare impresa ed etica. Ad aprire i lavori del congresso la relazione di Cristiano Fini, confermato dall'Assemblea alla presidenza di CI Agricoltori Italiani dell'Emilia Romagna per un secondo mandato e dall'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi. Interventi che hanno focalizzato l'attenzione sul settore primario della nostra regione che, come tutta l'agricoltura italiana, si deve confrontare con le conseguenze della guerra in Ucraina, dalla crisi energetica all'aumento delle materie prime, dei fertilizzanti, ma che soffre anche in modo particolare i cambiamenti climatici, i danni da fauna selvatica, le fitopatie che mettono a rischio le filiere d'eccellenza a partire da quella frutticola. L'agricoltura deve essere competitiva, etica e sostenibile, insomma servono però strategie di largo respiro, fondi e anche regole uguali per tutti. È possibile? Dobbiamo farlo perché è evidente a tutti che dobbiamo avere la capacità di produrre cibo sicuro e di qualità per tutti in Italia e nel resto d'Europa, quindi dobbiamo sostenere le nostre imprese agricole, lo faremo con i soldi del piano di sviluppo rurale, 408 milioni di euro che stiamo già mettendo a disposizione delle nostre imprese, entro l'anno tutti i bandi saranno usciti. Lo abbiamo fatto anche con 105 milioni di euro di ristori e di indennizi a seguito dei danni che le imprese hanno subito per i cambiamenti climatici e le fitopatie. L'obiettivo è quello di aiutare le imprese a investire, di salvaguardare le produzioni, di essere più efficienti anche dal punto energetico e dei costi, ma anche quello di valorizzare meglio il prodotto all'interno delle filiere. E stiamo investendo anche molte risorse in ricerca e in innovazione, perché dalla ricerca, dalla conoscenza e dall'innovazione possono arrivare molte delle risposte che aiutano le imprese ad affrontare i problemi quotidiani che hanno. Con la guerra in Ucraina l'agricoltura europea si è scoperta un sistema fragile. La guerra in Ucraina, tutti quanti auspichiamo che si interrompano al più presto le azioni militari con tutta la conseguenza di danni materiali, immateriali, delle vite umane, delle sofferenze, ma sto producendo anche effetti devastanti a livello economico di cui dobbiamo tenere in considerazione nei prossimi anni. E quindi dovremo avere la capacità di essere maggiormente autosufficienti in alcune produzioni che importiamo molto dall'Ucraina e dalla Russia, penso al mais, penso al girasole, e quindi dovremo incentivare questo tipo di produzione. L'Europa ha preso una decisione importante, quello di rimettere in gioco, di poter utilizzare nuovi ettari, migliaia di ettari che potranno essere appunto coltivati e prodotti. Io penso servano anche incentivi economici per sostenere queste produzioni, quindi abbiamo chiesto al governo di individuare un pagamento accoppiato straordinario proprio per aumentare la capacità produttiva nazionale sulle colture che importiamo maggiormente. Quindi la sfida dei prossimi anni è proprio questa: aumentare la sovranità europea nella capacità di produrre energia, tecnologia e ovviamente cibo sicuro di qualità per tutti, e per questo è necessario sostenere e aiutare le nostre imprese agricole. E a gennaio 2023 entrerà in vigore la nuova PAC. Io l'ho detto fin da subito, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, perché la guerra in Ucraina cambierà, io penso, l'assetto geopolitico a livello mondiale, determinerà conseguenze anche nei prossimi anni, quindi
sarebbe stato meglio prendersi almeno un anno di tempo, rinviare l'entrata in vigore della nuova PAC dal 2024 e in questo periodo fare una vera e propria analisi di impatto per capire la nuova PAC come impatterà sulle nostre produzioni agricole, che tipo anche di riduzione e di diminuzione di capacità produttiva potrebbe determinare e quali settori dobbiamo spingere invece maggiormente proprio perché dipendiamo molto da altri paesi. Spero che questa decisione possa essere assunta dalla Commissione europea nelle prossime settimane. Se così non fosse, a livello nazionale però dobbiamo tenere conto di quanto sta accadendo in Ucraina e magari revisionare, modificare il piano strategico nazionale che abbiamo mandato alla Commissione europea per una valutazione. Agricoltura, reddito, etica sono i 3 temi filo conduttore della tavola rotonda dell'8ª Assemblea regionale di CIA Emilia Romagna. Cristiano Fini, presidente di CIA Emilia Romagna, 3 temi importanti che dettano un pochino la linea. Sì, mettere al centro l'agricoltura non solo nei momenti di crisi, durante la pandemia e ora con la guerra in Russia e Ucraina ci si ricorda dell'agricoltura, in realtà bisogna ricordarsene sempre perché la produzione di cibo è fondamentale per qualsiasi popolo, per qualsiasi cittadino, quindi l'agricoltura al centro, senza agricoltura non c'è cibo, per fare agricoltura serve il reddito per gli agricoltori e quindi dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, tutta quanta la filiera, aggiungo tutto quanto il sistema per riuscire a creare le condizioni tali per cui gli agricoltori possano produrre. Ambiente, perché i primi che vogliono tutelare l'ambiente sono gli agricoltori, da sempre, presidiano il territorio, tutelano l'ambiente, accettiamo tutte quante le sfide della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica dell'agricoltura. Lo dobbiamo fare, lo vogliamo fare perché non solo perché ci viene richiesto, ma perché anche noi crediamo che un'agricoltura più sostenibile dal punto di vista ambientale sia possibile. È possibile solo nel momento in cui però noi riusciamo ad avere gli strumenti per poterci difendere dalle fitopatie e dai cambiamenti climatici, altrimenti le aziende agricole rischiano seriamente di chiudere. Ma c'è attenzione dal mondo politico, dal mondo delle istituzioni su questi temi e su questi temi legati all'agricoltura? Sì, c'è attenzione, ma non sempre i provvedimenti che vengono presi vanno in questa direzione, quindi è chiaro che abbiamo bisogno di avere più operatività, abbiamo bisogno di più concretezza. Soprattutto abbiamo bisogno di una politica agricola nazionale e una politica agricola europea per poter ripianificare e riorganizzare il settore in base alle esigenze dei consumatori, ma anche in base alle esigenze dei produttori, ovviamente. 8ª Assemblea, congresso per la CIA, lei viene da 4 anni di mandato, è stato riconfermato per i prossimi 4 anni, allora vogliamo fare un bilancio del lavoro fatto e gli impegni per il futuro? Il bilancio sicuramente sono stati 4 anni particolarmente intensi, molto duri, la pandemia, ora la guerra, è chiaro che stanno mettendo a dura prova le imprese agricole, ma a questi dobbiamo aggiungere delle carenze strutturali del nostro settore e soprattutto l'impatto dei cambiamenti climatici sulle imprese agricole che stanno condizionando molto i redditi degli agricoltori. Per il futuro dobbiamo continuare sulla strada della concertazione, della collaborazione, dobbiamo continuare soprattutto a mettere al centro l'agricoltura, al centro degli interessi dell'intero Paese, non solo degli agricoltori. Non possiamo lasciare soli gli agricoltori, li dobbiamo accompagnare, dobbiamo assisterli e lo dobbiamo fare anche attraverso i corpi intermedi come CIA Agricoltori Italiani, che in questi anni ha sicuramente svolto un lavoro molto importante di costruzione di progetti insieme alle istituzioni, insieme agli agricoltori, non solo rivendicazione ma anche proposte.